Venezia non può permettersi di perdere un'azienda come la Fincantieri e altre centinaia di posti di lavoro. Il segretario veneto della UIL, Gerardo Colamarco, è categorico. Con il coinvolgimento dei lavoratori si deve fare di tutto per arrivare a un accordo che salvi l'occupazione. Noi chiediamo all'azienda di dare anche delle risposte in termini economici. C'è un accordo di premio di programma, va inserito in questa fase, la flessibilità va pagata. Alla Fincantieri continuano in queste ore precise trattative con i sindacati. In cambio della flessibilità richiesta dalla direzione, ai lavoratori andrebbe un premio di circa 700 euro, istituito anni fa e mai riconosciuto. Non si può dire no a prescindere, sostiene la UIL. La posta in gioco sono i posti di lavoro. Il sindacato di Angeletti ha intanto realizzato nei giorni scorsi in Veneto un'indagine sull'uso degli accordi aziendali di secondo livello tra 600 piccole e medie imprese con al massimo 100 dipendenti. Un'azienda su 4 ha già accordi operativi, delle altre quasi il 20% è interessata. Ma ci sono ancora molti imprenditori che preferiscono rapporti diretti con i loro lavoratori, non ne vogliono sapere di sindacati e li coinvolgono solo quando le cose vanno male. Siamo disponibili in questa fase, ma vorremmo e chiediamo alle imprese di essere disponibili anche nei momenti in cui le cose vanno bene.